E grazie per essere intervenuti così numerosi. Grazie ai vostri dirigenti scolastici, grazie ai vostri docenti e grazie a nome di tutte quelle persone che, grazie al contributo che avete dato per essere qui questa mattina, potranno guarire da malattie ancora sconosciute. Dunque, fra poco i ragazzi del laboratorio teatrale dell'associazione Semina Pace, di cui anche io faccio parte, vi presenteranno Cor Napolitano, una commedia che, attraverso 3 testi di Edoardo De Filippo e Edoardo Scarpetta, vogliono mettere in evidenza una volta di più il cuore, la disponibilità e la solidarietà di noi tutti partenopei. A voi non mi resta che augurare un buon divertimento.
una tua amica te la mamma malato. Che non la lascio buttare. Per una buona causa che noi non abbiamo. Che cos'è il spettacolo? Amicizia, ha un bel titolo che potete fare a casa nostra. Sì, bello e divertente, è un atto unico scritto da Edoardo De Filippo che si trova nella cantata dei giorni dispari. Ma che stai andando a capo dei giorni qua? Ma state zitto zalanuto, anche se comica, la commedia risa da quelle commedie che affrontano i problemi del dopoguerra. Ma forse tiene ragione. Aspetta, la scopo più. Di cosa parla? Allora, c'è un certo atleta che non vede da diversi anni il suo amico Bartolomeo e quando va a casa di Bartolomeo scopre che è moribondo ed è diventato molto odioso, come una gioia. Alla cugina di Bartolomeo c'è sua sorella che va a accontentarle tutto, ma la cosa la rende nervosa e ad un certo punto Bartolomeo Sono solo dei personaggi e noi siamo un sacco. fa
È mai possibile che non possa avere tanta resistenza? Non metti dentro sotto i denti da circa 4 giorni. Non distingo più le persone e le cose. Mi aspetto a riconoscere la nostra voce. Bartolomeo, sarà questione di ore. Così pensavano anche voi, ma non bisogna fidarsi. È dispettoso, lo è sempre stato. Ditemi se ci vuole vedere. Bisogna stare molto cautela. Non ti posso dire cosa ha bruciato io. Sono rimangiatura così. È diventato talmente emotivo che una notizia di questo genere potrebbe inchiodare la fortuna. E dopo come facciamo? Adesso ci pensiamo noi. Tenetevi in disparte voi. Bartolomeo. Bartolomeo, come ti senti? Sai che pensavo di far venire da Napoli? Con due bellissime amiche di infanzia. Te li ricordi? Roberta, Carla, Michele e Paolo. No, non li voglio vedere. ma come? Vi volete tanto bene? Sì, ma non li voglio vedere. Te lo dite. Ecco, lo sapevo. Ci risiamo con tia Matilde. Che c'è? Da 10 giorni, credete di vedere la zia Matilde? E perché non la fate venire? La cimitera la facciamo venire. È morta. Morì tipo 2 mesi fa, quando si vede che stava morendo. E lui non lo sa. Non sarebbe stato prudente informarlo. Una notizia di questo genere potrebbe incollare una poltrona. E dopo come facciamo? Giamatita, perché non ti fa vedere? Abbiamo pensato che uno di voi potesse venire davanti per consultarlo. Scusate, Ma le proporzioni sono troppo diverse. Ma- Zia Matilde era bassissima. E intanto quello muore dannato. scusate Carolina, ma lei non riconosce perfettamente le persone? Ma che ci sente pure poco. E allora io lavoro di nuovo. Con le promozioni, andiamo stare con lei. Soltanto penso che dobbiate mettere un cappello da vecchia e qualcosa che possa sembrare una bomba. Non avete niente a portare di mano. Qua c'è Paolo portando la paletta di casa. Qualcosa ci deve essere. Voi restate qua? Questa mantella. Mica già Fausto! La buccia, zia Matilde non suona casa. Ah, poverina, non lo sapevo. Zia Matilde! Ma che sorpresa e che gioia! Venite, zia! Bartolomeo non ha fatto altro che chiedere di voi! Per lui sono venuta. Bartolomeo!
Ora prendiamo anche di stoppa. Più veloce, che si sta raggiungendo. Più veloce, più veloce. Più veloce il domino. Veloce. Veloce. Vedi questa è la nostra amica, ricordi? Questo è il gioco. No, così ci per scoprire le vite. Questo è il cane però bassotto. Accidenti, non so fare, il servizio mi chiama, ora ti parto la parlare, quando è domani me lo trovaste a tavola. Grazie, e questa pure è fatta. Ok! Giorni, è arrivato Giorni. Sì, è arrivato in questo momento da vederti. Un ragazzo di colore americano, mio fratello conobbe dopo la liberazione. Giorni, è arrivato Giorni. Dov'è Giorni? La casa. Tutta allegria spensierata. Che divertimento quando cantavi quelle belle canzoni mie. Dai, cantala per me. No, ci avere male di coda, no. Dai, canta l'ultima volta per me. Ascolta No, qualcosa di più americano. Dai, e non ricordo niente, emozione. dai, canta qualcosa di più americano. Ah, Jingle Bell, Jingle Bell. Sai come sono, quando parlano si cantano e non si vedono la loro. Eh sì, l'entusiasmo è infilato alla porta di casa ed ora starà parlando delle montagne. Ma vedrai, tra poco tornerà. Meno male, Bartolomeo si è venuta. Dite sicuro vedremo. Bartolomeo, ascolta, se facessi sperire che tu saresti amici di infanzia, Roberta, Carla, Michele e Paolo. No, non mi voglio dire. Dov'è il notaio? Lo vedi da 4 giorni. Con tutto il cuore, ma non me ne sento la rabbia. Senza di lui non posso morire. Perché ci vedete? Come si chiama il notaio? Antonio Copone. Eccoli qua. No, aspettate, la carta. State qua. Notaio, dov'è il notaio? È alla casa. Senza di lui non posso Ah!
Sì, grazie. Aspetta, guarda qui. Ecco qua. Grazie, nonna, ci voleva proprio. No, non è costato. Oh, non lo so, guarda. E tornatore, tutto si svolge a casa di Bartolomeo? Non ti preoccupare, la nonna ci aveva raccontato tutto. Oh, Grazie, ti trovo proprio la giornata oggi, ma non deve mettere in mano la roba mia. oh, tu lascia tutto casa mia. Madonna, non litigate, vi diamo qualche altra locandina. Questo cos'è? Ah, che so che cosa la speciano? Hai visto, va bene? Oh, musicale, non lo so. Nonno, musical. Però, la stanno i ballerini, saranno le balle e si viene fotografato. O dai, è una cosa seria. Ma stai zitto, non è cagato di niente. Io è invidioso, perché sono nato come una gambata. E quando fare una mazza e scopa. In avanzo e scopo. In avanzo ci vede il compagno che non vogliamo farlo. Resta più guardare, compagni miei. Faccio sempre una piattessa. Sì, faccio l'altro dove. A me sono gli amici tuoi. La parte tu. Ma non ne fa niente da uscire. Viene è geloso, si è fatta bene. Sì, ha parlato di Giordena. Ma da poco. Allora, a che punto siete? Ci avete deciso quale sarà lo spettacolo? No, i miei mi stanno vedendo qualcosa, però non abbiamo ancora deciso. Adesso non ho parlato di questo spettacolo. Bello e divertente. È molto una scena dove ci sono scenette comiche, ballerine e Sì, immagino sempre i spacci comici. dalla musica e sketch. Io ballavo e cantavo e come eravamo belli, che bei vestiti che avevamo. Sembra quale profumi che avevamo. E allora ci voglio essere a provare. Sì, veramente non so fare. Cosa sto? Cosa storta? Io? Ma sta cara così bella, confino Giorgino Bogliero nei guarda. Si capisce la mia come una gallina. Non è capace di sfuggire qualsiasi incantesimo. Allora, nella prima scena c'è il presentatore che introduce il primo ballo. Madame Così, per assistere a uno spettacolo eccezionale, qualcosa che tutte le mode ci invita. Le strade, le vite, le piazze sono piene di gente curiosa, currita, venite a Zaffuno, a Bavaruno, a Migliara, a Strignito e facile presto. C'è posto per tutti, non ti preoccupare. E se non ci sta posto, me la donna, non lo fa. Ada solo guarda. Sì, ada solo guarda. Tu, è la prima volta che vieni, ovvero? E allora a privato, perché vedrai ciò che non avrai visto da tutta la vita tua. Chiedi a lui, io gli avrei tutte queste quattro donne a mugliere ci fanno affascinare. Signore e signori, le donne più belle del mondo sono qui, dal cuore di Parigi, ecco ci regna dei diamanti, ecco a voi le ballerine. Un grande applauso.
ci conterà la poesia Alla Luna. Un grande applauso! Un grande poeta Giorgia Bertucci. Giorgia Bertucci. Scusa, non mi Permettete che mi rappresenti. Io sono Michela Guarino, la sorella dell'amico di Giorgia Bertucci. ci faccio O puente, si di mano, che non ha freno. Allora, tutte le candicine che per l'unità, anche se l'amico suo, ossia Carlo, che il prima impossibile, ma poi si è ricutato, che teneva un appuntamento importante. Allora, è sempre verità. Scusate, ma voi siete una poeta? Proprio poeta no, ma Giorgia Bertucci mi dice sempre che incontri poesia bellezza. Vabbè, ma ci vuole così, ti lo consento. Allora, signore e signori, ecco qui la grande poeta Michela Guarino che ci conterà la poesia Alla Luna. Un grande Aspetta, aveva chiamato la mia Vincenzo. Scusate, ma che state dire? Permettete che vi presenti. Io sono Rosa, detta Rosella Beneduce, grande amica di Michelina. Micheli, è bene? Sì, ci conosciamo quando si chiama Micerella. Siamo sorelle latte. Ah sì, facciamo quanto sì. Di latte! Mamma, non tenevo il latte. Allora, mamma Michelina deve essere pure amica. Vabbè, questo non ce lo può, tu che ci facci qua? E siccome ci sei una mente unica, innanzitutto di inventare la poesia. Allora, ti dico, sai se le verità. Lascia. Io ce la leggo e ce la suggerisco. Scusa, ma chi sono un bravo dice direttamente la No, io ti fare l'interpretazione. È vero, Michelina è troppo bravo quando conta il poesie. Io non fosse capace. Allora, facciamo così, ci sta così. Allora, signore e signori, ecco qui la grande poeta Michela Guarino che con la collaborazione di Rosella Beneduce forse ci conta la poesia Alla Luna. Un grande applauso. A te che tante canzonette vanno cantate. A te, che tante fazzolette hanno calato. Scusa, abbiamo chance che ti faccio le gambe. No, fazzolette! A te che tante canzonette vanno cantate. O danno consiglio. A te, che tante canzonette hanno cantate. Ma però qui. Come facciamo a cacciare tutto? No,
famoso Edoardo Scarpetta, che è il padre legittimo di Donna Nera. È una forza. Il primo atto si svolge in una casa bellissima, qualche seria, dove abitano due famiglie molto povere. Nel primo atto c'è Tomeo con sua madre.
già. Tante volte ci hai prestato a essi, ce le fa ammassare e lascia crescere che ne segni salute. È un pochino, Quello, non quelli, quanto domande è? Moreno, lancia la stanza, stiamo aspettando Paolino. E tu perché sei così? Che sta? Calda è un lascia. Prima è tutto un rumore e fanno. Oh, tutte e uno. Stamattina un'altra parte, Maretta. Fino a te, quando mi mettete giorni sul serio. Perché sono arrivati a un mare, benissimo la cantata. Non stare ritmo. E poi quando un mare, non la sapeva. E perché? Perché mi hanno mandato al signore una legge cercando la fede denaro. Una giustizia e tanto mi mando mi pare. Io non cantare e tre hanno mandato a dire la lettera. Quando sono arrivato al signore non ho potuto dare restare. A vista di tutta bocca di sogno e non mi saluta. Il giorno a quel corpo di tuo padre queste lettere non le ha commesso. Un giorno signore e quando tu sarai sulla guida i domani acciso. Uè, San Catarino, direi per la notte, va a faticare, tanto in quanto dovremmo raccomandare. Sì, signore, che sta salita, e molto mi dare dopo la mamma del caduto. Oh, un paradiso con noi, ma va di vedere. Mamma, è venuto felice. Buongiorno. Uè, Felici, che aspetta Matteo, sai? Mangio dopo. Dico, sta aspettando te a casa cocò. E caspita da me, casca. Dall'alto fino a poco non ho quasi scrivere una lettera. Ma ci ho fatto un sincero. E mi hanno dato l'assassino e figli con una lettera ad un signore. Ah, stai nuovo, stai nuovo. Fai la spiega giù. La spiega. E questo è carino, stare qui. Ma a soddisfazione per la che ripetita non copia la lettera, ma già faccio 3 mozze. Ah, ne hai fatto 3 mozze, fai scalasso, che non lo sapevo. Ah, buono, ma la marocco magnato. Allora non parliamo. Quando rimondra, quando c'è una bottiglia che me l'avete mise sotto. Ma qui è come te lo sono, ma che non lo vedi una la luce. Sono veramente figlio, non può essere come per un bellone, può bene. Ragazzi, fate più, mai più. Oh, la creatura! Ma che cazzo sei tutta sala? No, signore, sono io che vado a mangiare. Concetto, Ho sopravvissuto voi che non... oh, a trattenere solo un dono. Allora, per fare mezzo di legno e basta. Non fare una carrozzina che hai per mano, fare che se non posso. Allora, per fare un zucchino comunque, per
facile ci trovare in questa situazione. Per voi questa è una rimessa, una strada. E chi se lo ciuccio? Dunque, a cosa dobbiamo invece di questa isola? Si tratta di un gran favore. Non solo voi e il vostro cuore. Dovete sapere che io amo pazzamente la figlia di un certo Gaetano Samolone. Detto tutto questo, perché è stato poco fino a 3 anni fa. Poi ereditò tutti i beni del padrone e oggi si tratta le sue senza. Ma mangiano di figlia che prima o poi le abbiamo saltato. Noi ci amiamo e vorremmo E padre su voi. il padre Strepone, il padre Strepone, ah, io volevo il padre Strepone, no? Ecco qua, il padre vuole mangiare, ma solo dove avere un quel concetto per genitori. Vabbè, ma l'intoppo è che i suoi altri non la consentiranno mai a questo movimento. Posso mai andare da mio padre, il marchese Faenza? Mio padre, la mia zia, la contessina del Pero, mio zio, il principe di casa, loro, venite grazie a parlare del matrimonio con la fiera del ballerino. No, impossibile! Chi lo sa preparare un pizza? Guarda che le cose no, quantità. Come a lui, per esempio, casi chi la sotto miseria. Ma ci stanno magari dei video qui qua. Voi suonate come Che modo ci fa? voi la facendo entrare il marchese vabbè, mio padre, voi la contessa del Pero, mia zia, vostra figlia, la contessina del Pero, e qualche altro mio posto, e il signore per esempio, il principe di casa, mio zio. Ma che sì, ma che decido? Mi sto combinando in questa maniera, faccio principe Cassarolo. E caccavelli, casadorno. Ma che sì, scusate, ma voi state a cercare quell'amore, però non pensate conseguenze. Si chiede se la donna, ci fanno chi me la donna. E noi non stiamo in posizione su puttana maiale. Ma che il padre del germe è un asino. Quando crederà di avere una famiglia tanto nobile in casa, dalla vostra gioia non comprenderà più niente. Quello che vi raccomando è aria di novità, alta cielo. Se saprete usare le nostre parti, saprà le compensate. Poi lì verrete a conoscere formaggio, letto, a pranzo, ma che ore
Ancora di più perché lo meritano, ancora di più. Complimenti veramente, sono stati veramente bravi, hanno superato anche l'emozione del secondo giorno. Allora, come avete avuto modo di vedere, è uno spettacolo basato sull'amicizia, sulla possibilità di noi napoletani di essere generosi. Questo spettacolo è per Telethon, sapete, quindi tutto ciò che avete pagato sarà per Telethon, così come uno spettacolo che verrà fatto domani sera dagli adulti di Semina Pace. Ve lo voglio presentare. Iniziamo con l'Accademia di Danza e Spettacolo di Barbara Scaramucci. Quando la chiamiamo questi ballerini bravi, professionisti rispondono sempre presenti per questo tipo di manifestazioni. Grazie veramente. Passo il microfono alla maestra Annela, in modo tale che venite sempre a uno. Gianna, Alessandro, Antonio. Carmen, Fabiano, Francesco. E ovviamente la maestra Cannella. Come avete avuto modo di vedere in questo spettacolo abbiamo cercato di inserire un po' tutti gli hobby dei ragazzi, dei bambini, dalla danza al teatro, al canto, al suono. È un po' un insieme delle arti che questi ragazzi coltivano fin da piccolini. Grazie veramente, grazie per il vostro impegno, grazie. Veniamo ai piccoli grandi attori. Ovviamente la preparazione di questo spettacolo non sarebbe stata possibile se non ci fossero stati Giacomo e Rita. Rita che nonostante un piccolo problema, ovviamente poi sono tutti i ragazzi dell'associazione Semina Pace, Anna, Carmela, il presidente Semina Pace che ci ha sempre supportato. Veniamo a loro. Mi raccomando, un grande applauso per ogni bambino che vi ringrazierà. Adriana. Alice Antigliano. Alice Caputo. Elsa. Con 38 e mezzo di vetro. Stella, Sofia, e ora i maschietti, Antonio, Felice, Massimiliano, Lucio, Vincenzo Manico. E infine Vincenzo Camerano. Grazie a tutti per la vostra generosità. Oh, il nonno. Bello. Ho dimenticato qualcuno?
supportate